Primavera Terrana, nonostante il caldo, l'UDC ha riunito tanti elementi di tutta la regione qui ad Agrigento per incontrare l'onorevole Cesa e fare il punto un po' della situazione dopo le europee. Oggi per me è un motivo di profonda gioia per il fatto che all'appello dove ho chiamato tanti amici su un tema importante quale la dottrina sociale, l'impegno dei cattolici in politica, sono arrivati proprio un fiume di persone il 22 giugno con un caldo torrido. Questo non può che farci sperare bene per il futuro. Ritengo che oggi questo è un tema importante perché la dottrina sociale è quella che mette al centro l'uomo, i suoi bisogni, le necessità, mette al centro il lavoro, la difesa dei lavoratori, ma mette soprattutto al centro tutte quelle persone che non possono dire ci sono pure io. Noi vogliamo aprire il sipario, quel sipario dove dietro c'è tutta quella gente che soffre, che ha difficoltà, perché non possiamo guardare solo quelli che parlano, i leader politici, perché loro va tutto bene, ma non è così. In Italia ci sono tanti giovani che non hanno fiducia, tanti giovani che hanno difficoltà, tanti giovani che non si possono comprare nemmeno le scarpe, ed è un sondaggio che è uscito poi giorni fa e quindi questo ci fa profonda tristezza, ma vogliamo recuperare tutti quegli italiani che non vanno a votare, quel 50% o forse di più di italiani che non vota e che perché non è contento dei populisti, non è contento dei sovranisti, ma vuole un centro vero, un centro che si occupi della gente, un centro che porti pace e amore, e noi vogliamo portare in Italia pace, amore e serenità. Il partito si riorganizzerà con un congresso nazionale, diceva Cesa, chissà, Terrana potrebbe essere il sostituto per un incarico nazionale. Lui ci lavora da tempo a farmi segretario nazionale, ma non ci sono, e sono io che non lo voglio fare e che non sono candidato, perché lui è un buon segretario e ritengo che abbia tutti gli strumenti e quella serenità soprattutto in questa fase storica di portare avanti un partito e di lanciare tanti giovani. Sì, l'UDC vuole, l'Unione dei Democratici Cristiani riparte dalle singole regioni per rimettere in piedi un contenitore che voglia difendere con forza i valori che sono dietro lo scudo crociato, quindi l'identità cristiana del nostro paese, la famiglia, quella tradizionale, ma non con le parole, con sostanza, con iniziative vere, difendere la vita fin dal suo concepimento fino per sempre, quindi tutelare la salute delle persone, rimettere al centro le cose vere, le cose concrete che molte volte in me non vengono messe, non interessano a molti partiti che magari sono guidati da leader che durano il tempo che durano, quindi un partito che ha radici profonde, radici cristiane e che si richiama alla dottrina sociale. Autonomia differenziata, un altro problema che come spiegherete ai cittadini? L'autonomia differenziata, bisogna che gli amministratori, anche quelli del sud, si assumono la responsabilità di gestire meglio le risorse, ma saranno i cittadini a decidere. Il premierato? Sul premierato? Sul premierato. Il premierato deve essere accompagnato da una riforma della legge elettorale e dalla riforma dei regolamenti parlamentari, perché bisogna trovare un giusto equilibrio tra chi fa il Presidente del Consiglio con poteri ampi e il Parlamento che rischia di non esistere più e non è nelle nostre intenzioni, e anche sul premierato ci sarà il referendum. Lei è stato critico verso il voto a Tamaio? Di Tamaio? Io sono critico verso i vari Tamaio che ci sono in Italia, che sono andati a chiedere un voto per essere eletti parlamentari europei e non vale in Europa, tradendo gli elettori. Ci sarà una riunione dei vari democratici cristiani, del simbolo dell'ADC, del ruolo italiano? Presto riuniremo non solo le sigle politiche, ma soprattutto i movimenti che sono enormi, sono tantissimi, fanno uno straordinario lavoro in tutta Italia, sperando di rimettere in piedi un grande partito di area democratico cristiana. Domenica si vota, avete tanti candidati che appoggiate come centrodestra, ecco, questo vuol dire che è un partito che cresce nonostante qualcuno, lei ha detto, abbia voluto cancellarvi. A chi si riferiva? Riferivo agli amici di Forza Italia che hanno tentato ci hanno umiliato alle politiche cancellandoci, cercando di cancellarci dalla scena politica, ma noi siamo qua, come avete visto oggi, presenti più che mai, e non lo siamo solo in Sicilia, lo siamo in tutta Italia. Un'ultima domanda, il suo ruolo alla Nato, diceva lei, è importante anche
nel rapporto verso la Meloni, che l'ha incaricata ad allargare il campo europeo. Sto esattamente facendo il lavoro che sta facendo la Meloni, riportando l'Italia all'interno della NATO protagonista e cercando di portare l'attenzione della NATO anche rispetto al tema del Mediterraneo, del Golfo e dell'Africa, cosa che non faceva negli ultimi mesi, occupata come giustamente deve essere sull'Ucraina e su altri fronti indo-pacifici. Il nostro ruolo è prestare attenzione ai nostri dirimpettai perché non accada nulla e si vive in pace.